Le campane che suonano a festa nel paese di Celesi, a 100 anime nel cuore della Val Cicana, fra i crinali di Mezzanego e della Val Fontanabuona, sono il segno della speranza per questo paese che da un anno circa condivide la vita pastorale con le altre due comunità di Cichiere e Baranzuolo e con le parrocchie di Carasco e San Colombano. Sono tutte piccole comunità, non più giovani, però che desiderano vivere il Vangelo davvero. Ecco, personalmente sono contento di stare con queste persone perché sento questo desiderio e lo vedo concreto nei momenti in cui si ascolta il Vangelo insieme e anche vedendo come sono le persone rispetto alle altre persone che si accompagnano, sanno guardarsi e aiutarsi a vicenda. Ecco. Un desiderio, quello delle 3 piccole parrocchie di questa zona, che ha colto con chiarezza anche il vescovo, presente a Celesia in occasione della visita pastorale. Da tempo avete fatto la scelta, avete accettato la proposta di condividere i momenti di fede. Dunque avete il cuore aperto, dunque avete la carità dei figli di Dio. E io vi ringrazio di questo, sono qui a ringraziarvi di questo, di questa disponibilità, non soltanto dal punto di vista pratico, ma perché in questo c'è la volontà di vivere la fede. Al termine della messa, Monsignor Tanasini ha trascorso un tempo di incontro fraterno con gli abitanti della zona. E adesso molto piccola, saremo 100 abitanti, non di più, perché sono tanta gente che ormai non partecipano più, gente nuova che cambiano. Però comunque siete molto legati alla vostra chiesa e la curate. Non saranno tutti, ma io per me ci tengo molto, infatti finché posso, guardi, ho 83 anni a momenti e continuo finché posso. I numeri certo sono piccoli, ma la tenacia c'è, come dimostra il fatto che in questa occasione sono stati benedetti i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. In questo momento sono stati conclusi i lavori del tetto, della parte presbiterale, in questo modo praticamente è stato rifatto tutto il tetto e inizierà anche una parte anche di ristrutturazione e risistemazione della parte interna.